Oggi qui ad Agrigento presso l'Università Telematica Unicusano per presentare Union Piccole e Medie Imprese, un'associazione di imprese nazionale a tutela delle piccole e medie imprese, un settore importante specialmente nel nostro territorio, il territorio agrigentino e siciliano. Oggi siamo qui, siamo pregiati di stare qui perché c'è stato veramente un grido d'aiuto. Non solo la giornata di oggi verterà sulla presentazione del progetto associativo e dei nostri delegati di zona che da oggi in poi si pregheranno di rappresentarci sul loro territorio di competenza, ma la mission relativa a questa conferenza stampa e anche il grido di aiuto di 13.000 aziende a cui sono state promesse delle cose attraverso un bando indetto dalla Regione Sicilia una decina di anni fa, dove c'era un impegno chiaro. Queste erano aziende incentivate a stipulare dei mutui con l'impegno chiaro da parte della Regione di pagare loro il 65% degli interessi. Questo non è avvenuto, oggi siamo qui semplicemente per iniziamo a fare semplicemente delle domande. Tecnicamente e fattivamente quale sarà il vostro apporto sul territorio per cercare anche di aiutare in un momento di grandi crisi le piccole aziende agrigentine, non solo, ma anche siciliane? Allora, noi sostanzialmente ci muoviamo in tre ambiti, uno della tutela, uno dei servizi e uno della finanza. Nell'ambito della tutela noi stiamo cavalcando una serie di battaglie fondamentali che hanno messo di fatto in ginocchio le imprese a livello nazionale, non solo ad Agrigento. Parliamo dal problema delle riscossioni, alle banche dati, all'accesso al credito che non c'è più, alcune leggi particolari che hanno messo in ginocchio il Made in Italy, una serie di battaglie che noi stiamo conducendo per cercare di sensibilizzare chi governa a dare sostegno alle piccole e medie imprese. In particolare in tutta Italia il problema principale è la tassazione elevatissima e soprattutto il non mancato sostegno da parte del sistema finanziario, quindi le banche, alle imprese. Una situazione dolorosa, gravissima. Per questo noi abbiamo creato un sottostante fatti di servizi che mettiamo a disposizione di tutti i nostri associati, che va dalla ristrutturazione aziendale alla finanza, tutto quello che può essere di sostegno. Lo facciamo con tecnici di elevatissima e provata professionalità. Oltre ad aver avviato già da 2 mesi, ma già da 3 anni come idea, il progetto di un fondo speciale tutto nostro, autonomo dell'associazione, un progetto che sosterrà autonomamente le imprese e sarà a disposizione dei nostri associati. Io come delegato dell'Unione PMI per la provincia di Agrigento mi occuperò della parte legale legata alle sofferenze delle medie e piccole imprese. In particolare in questo momento ci stiamo occupando di una problematica che riguarda migliaia di imprese siciliane che, associate a consorzi di garanzia, dovevano ottenere dalla Regione Sicilia delle agevolazioni su conto interessi pari al 60% per le operazioni creditizie garantite appunto dai confidi, ma in realtà queste imprese siciliane non hanno ancora ottenuto questi rimborsi e si trovano per questa insofferenza. Soltanto nel 2015 la Regione Sicilia ha liquidato parte di queste somme, ma una parte piccolissima rispetto a quella dovuta dalle imprese siciliane che dal 2006, la legge del 2005, la numero 11, dal 2006 aspettano questi rimborsi di questi contributi in conto interessi. Noi abbiamo abbracciato l'idea che l'Unione Piccola e Media Impresa Nazionale sta oggi presentando ad Agrigento come Fondazione Italiana in Europa, perché riteniamo che il territorio della provincia di Agrigento, soprattutto l'economia agrigentina, oltre ad essere asfittica, presenta notevoli disagi per le aziende. Noi tutti sappiamo che le piccole e medie imprese sono il motore dell'economia nazionale italiana, lo sono anche in questa provincia. Vogliamo promuovere un'azione di recupero di quelle che sono le azioni di difesa della piccola e media impresa, ad iniziare da un fisco iniquo, ad iniziare da banche che non erogano assolutamente contributi per le aziende, ad iniziare da una consulenza che non esiste. Quindi noi desideriamo collaborare con Unione Piccola e Media Imprese perché la riteniamo un'associazione nuova, giovane, che ha delle idee diverse che verranno esplicitate qui stamattina in questa riunione ad Agrigento che abbiamo voluto ospitare, perché riteniamo che oggi l'impresa ha bisogno di libertà, ma soprattutto di un'azione coerente con quelle che sono le spinte di difesa dei diritti.